Il direttore dell'ASP Mancuso annuncia l'apertura del Covid all'interno dell'ospedale di Agrigento. Esplodono lamentele e proteste. La struttura del nosocomio non è adeguata, lamentano. Il dirigente replica. Lutto cittadino al rientro della salma della 27enne Loredana 40, uccisa dal fidanzato. Il sindaco chiede il permesso di celebrare in via del tutto eccezionale il funerale. Il sindaco Firetto sospende i tributi locali fino al 31 maggio, una richiesta che era arrivata da più voci al primo cittadino. Da oggi autonomi e partite IVA possono fare domanda per l'indennità da 600 euro, ma il sito non funziona e le vecchie informazioni sono misteriosamente scomparse. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Mentre il direttore sanitario dell'ASP, Gaetano Mancuso, annuncia che all'ospedale di Agrigento, San Giovanni di Dio, i reparti per i sospetti Covid-19 e per gli infettati da coronavirus sono pronti in città, ma non solo, aumenta la preoccupazione. Questo perché il terzo piano del nosocomio è stato indicato come punto Covid, ma essendo una struttura monoblocco consentirebbe facili contaminazioni tra reparti. Il dirigente dell'ASP replica e spiega. Il nostro direttore Arturo Cantella. Sta suscitando forti lamentele il neocentro Covid installato nella nostra città presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Una lettera di protesta è stata fatta anche dai sindaci della nostra provincia, contrari sia a quello di Agrigento che a quello di Sciacca. Oggi arriva l'appello del sindacato CISL, che definisce come irresponsabile la scelta, lanciando anche una petizione popolare di raccolta firme contro il centro. Ma la CISL su questa cosa ha fatto diverse denunce e interventi presso la prefettura, presso l'assessorato alla sanità, presso il presidente della regione e presso i dirigenti della stessa ASP. Noi non possiamo mai condividere delle scelte scellerate, perché queste sono scelte scellerate in quanto non si prende esempio dell'esperienza avuta al nord, negli ospedali del nord, nel bergamasco, nel milanese, dove hanno fatto queste scelte di aprire i centri Covid all'interno degli ospedali e lì sono praticamente scoppiati i focolai che hanno portato alla distruzione e alla morte di tante persone. Noi mai possiamo condividere una scelta del genere, anzi noi come CISL di Funzione Pubblica in uno spirito di collaborazione abbiamo suggerito che non abbiamo una struttura come il PO l'ex presidio ospedaliero di Ribera in cui oggi opera solo una chirurgia che fa solo gli interventi urgenti, opera lì una medicina che hanno pochi posti letto e un intervento che si fa a pronto soccorso e finì. Abbiamo un casino di reparti liberi in cui noi possiamo veramente andare a fare un genno Covid, ma non solo, ma abbiamo due sale operatori, di cui una che è l'ultima che l'aveva inaugurata il dottore Ficarra, che è di eccellenza veramente, in cui lì si può fare il centro Covid, ma come noi pure abbiamo suggerito che noi abbiamo un parcheggio che è di fronte ai magazzini del Dipartimento di Farmacia, in cui si può togliere il parcheggio, fare intervenire la protezione civile e fare un campo con le tende fino a quando durerà questo benedetto coronavirus. Dopo di ciò si smonta. Noi oggi stiamo rischiando di distruggere il San Giovanni di Dio. La gente è piena di paura e poi terzo piano, leggiamo che nell'ascensore c'è messo non fermatevi a terzo piano e se si stacca il volantino messo nell'ascensore le persone scendono a terzo piano. Abbiamo la sala parto dove dovrebbero partorire questi che sono positive vicino all'oncologia, ma di che cosa stiamo parlando? Sono scelte scellerate e noi invitiamo l'azienda a rivedere queste decisioni, anche perché io devo dire con rispetto abbiamo a che fare con persone che veramente disponibile come il dottore Alessandro Mazzara, che è direttore generale facente funzione, si è dimostrato essere una persona disponibile. Dunque per me personalmente, se tu vuoi il mio parere, queste sono scelte fatte dalla politica ed è uno schifo che la politica agrigentina sta abbandonando il territorio di Agrigento. Dottore Mancuso, ecco, arrivano da più parti del territorio nostro agrigentino preoccupazioni per il centro Covid, i sindacati, i sindaci. Facciamo un po' di chiarimento su questo centro, la gente è preoccupata. Preoccupata verosimilmente di che cosa? Del fatto che
penso loro temono che ci possa essere una trasmissione del virus all'interno dei reparti. E su questo noi ce lo siamo posti, ce l'eravamo posti prima questo problema, e siamo più tranquilli, siamo anzi tranquilli, perché la società che si occupa della manutenzione dei presidi ospedalieri agrigentini, ma non solo agrigentini, e quindi si occupa anche della manutenzione della reazione, ci ha sottoscritto una dichiarazione con la quale ci ha garantito che non c'è trasmissione di aria tra una stanza ed un'altra stanza, e quindi quel reparto, che è un reparto, non è un ospedale Covid come qualcuno improvvidamente e impropriamente lo vuole etichettare, ripeto, non c'è possibilità di trasmissione del virus. Peraltro rammento che proprio stamani l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto pervenire una comunicazione nella quale si dà atto che il virus non si trasmette per via aerea, ma solo tramite le goccioline di saliva. Quindi noi in ogni caso questo reparto, il cosiddetto terzo piano, che ripeto è sicuro da quel punto di vista della trasmissione eventualmente del virus, lo stiamo gestendo con camere separate per singolo paziente, in attesa che a noi pervenga l'esito del referto del tampone. Ecco, i reparti sono 3. Come viene... No, il reparto è un'unica ala. Noi abbiamo ipotizzato di gestire in maniera credo sufficientemente adeguata la gestione di questi pazienti, che per la verità non dovremmo gestire noi, perché sono dei pazienti che dovrebbero essere gestiti dai reparti di malattie infettive di Sicilia. Tuttavia, paventando che i posti potevano saturarsi, quelli delle malattie infettive, ci siamo posti il problema di dovere necessariamente dare un'assistenza anche ai malati Covid della provincia di Agrigento, qualora, ripeto, non trovassero la possibilità di essere assistiti altrove. E abbiamo individuato in quest'ala, che è molto ampia, 3 zone. Una zona che la chiamiamo verde, che sarebbe una zona, diciamo, dove il soggetto necessita di una osservazione e anche di un'assistenza medica non intensiva né subintensiva. Una zona gialla e poi una zona rossa qualora le condizioni cliniche, Dio non voglia, di questi soggetti dovesse virare verso le complicanze e verso il peggio. Ecco, c'è una cautela per l'utente che si reca in ospedale, perché molti hanno paura che possano salire al terzo piano. C'era addirittura un cartello, se il cartello va via scritto a mano, ecco, c'è un'adeguata sicurezza in questo senso? C'è un percorso ben individuato ed isolato, separato da quello che è il triage, l'accesso al pronto soccorso e quindi altrettanto è vero che il pre-triage fatto in tenda individua i soggetti che debbono accedere al percorso Covid e al percorso non Covid. Da lì il paziente non ha nessuna commistione con altri soggetti che non sono Covid o potenzialmente Covid. Stop al pagamento e agli accertamenti sui tributi del Comune di Agrigento fino al 31 maggio, salvo nuove e diverse disposizioni a livello nazionale. Gli agrigentini non dovranno pagare nessuna tassa locale. Lo ha disposto ieri, dopo che da più fonti erano arrivate le richieste, il sindaco Lillo Firetto. Il dato provinciale conta 94 contagi di coronavirus. In Sicilia il totale dei casi è a 1647, conta 81 decessi, ed il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, tira un sospiro di sollievo. Il marito è risultato positivo, ma lei e il figlio no. Vediamo. Sono 94 i casi che vengono diffusi dalla Protezione Civile che riguardano la nostra provincia rispetto agli 89 diffusi ieri. Purtroppo non possiamo darvi il dettaglio dei nuovi casi comune per comune, in quanto non ci vengono forniti dall'ASP di Agrigento. I dati riportati nelle altre province vengono così suddivisi: Caltanissetta 70, Catania 498, Enna 203. Anche in notevole incremento per via dei casi registrati nel comune di Traina presso la casa di riposo Oasi, un centro rinomato per le sue attività donate ai malati più sensibili con gravi patologie ed handicap, ed è stato anche posto in quarantena come zona rossa. Il dato più in aumento è anche quello di Messina con 311 casi, anche lì dovuto a una casa di riposo che ha colpito tante persone anziane, quindi Ragusa con 43, Siracusa 93 e Trapani 73.
Tra notizie positive di oggi anche i risultati dei tamponi che riguardano il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmini e la sua famiglia, che è risultata negativa ai tamponi del Covid-19. Finalmente è arrivato anche il mio esito, ho avuto la conferma ufficiale ieri sera in via ufficiosa quando vi ho lasciato, era proprio il medico che mi dava questa anticipazione, che il test che mi è stato fatto sul coronavirus è risultato negativo. Ciò conferma che assolutamente tutto il mio comportamento è stato in una ragione di prudenza nei confronti della mia cittadinanza che ho voluto salvaguardare e anche dei miei concittadini. Dimostra altresì come assolutamente false sono state tutte le illazioni nei miei confronti, che io fossi andato a una festa con 60 persone di una certa impresa, eccetera, eccetera, cose assolutamente non vere. Dimostra la correttezza del mio comportamento e dimostra anche un'altra cosa che può essere di buon auspicio per tutti voi, che tenendo tutti i comportamenti prescritti e a norma, alla fine, pur avendo una persona positiva in casa, si può essere negativi, perché il distanziamento non è solo sociale ma anche familiare. Anche in famiglia si deve cercare di tenere delle regole di salvaguardia, cosa che noi abbiamo tenuto, tanto che sia io che mio figlio siamo negativi. Questo può che erano naturalmente in apprensione, perché magari erano venuti a contatto con me anche poco, seppure a distanza, quindi tutta la macchina amministrativa era un po' apprensione, può tranquillizzare i componenti della mia giunta e tutti coloro che sono venuti a contatto con me, fin tanto che io non mi sono messa in quarantena auto isolandomi il 23. Rasserena molto e evidentemente ora comincerò a lavorare con un maggior piglio, perché evidentemente al peso di questa situazione gravosa per tutto il paese si aggiungeva la mia situazione personale che mi teneva in grande apprensione. E voglio ringraziare il Consiglio Comunale che ha dimostrato di saper superare le contrapposizioni politiche e di comprendere che in questo momento non si può fare la politica becera del hai fatto questo, hai detto quello. Per ora cerchiamo di collaborare tutti insieme per il bene del nostro paese e della collettività. Questa è la priorità assoluta e li ringrazio per questo. In ogni caso molti mi chiedono per questi buoni alimentari, ancora in realtà ci stiamo lavorando su queste cose, stiamo contattando i supermercati, stiamo contattando gli alimentari, ci stiamo organizzando sui parametri, perché ancora devono essere accreditate le somme, quindi è un po' presto. In questo periodo cerchiamo di essere solidali fra noi. Se c'è un vicino che ha bisogno di un pacco di pasta, di qualcosa, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Man mano in questi giorni arriveranno le provvidenze statali, arriverà la concreta solidarietà che noi sindaci potremo dare alle persone che hanno più necessità e quindi la situazione migliorerà per tutti. Siamo fiduciosi, atteniamoci alle regole, usciamo il meno possibile. Mi dicono che ancora c'è tanta gente per la strada, fate la spesa una volta alla settimana, non c'è bisogno di andare ogni giorno a comprare la verdurina fresca e fare le file, perché evidentemente se no poi dovremmo prendere provvedimenti più gravi. Mi raccomando, dimostrate senso di responsabilità e state a casa. Io resto a casa, voi rimanete a casa pure. Il sindaco di Favara Anna Alba ha annunciato il lutto cittadino in occasione del rientro in città della salma di Lorena 40, la 27enne che si sarebbe laureata nei prossimi mesi in medicina all'Università di Messina, uccisa dal fidanzato Antonio De Pace di Vibo Valencia, suo collega di università, che avrebbe pure confessato di averla strangolata e tentato il suicidio, venendo salvato dai carabinieri dopo che si era tagliato i polsi e il collo. Ci sono i nostri servizi. Oggi è stata una delle pagine più tristi della nostra comunità per via della prematura scomparsa di Lorena, della famiglia 40. Con queste parole il sindaco di Favara, Anna Alba, ha lanciato il suo messaggio ieri sui social. Il sindaco ha anche deciso di indire per la giornata dei funerali il lutto cittadino, concordandolo con il suo collega di Furcisiculo. Veramente oggi è stata una delle pagine più tristi per la nostra comunità a causa della prematura scomparsa di Lorena e del dolore della famiglia 40.
Io veramente ci siamo sentiti con il sindaco della città che l'ha ospitata fino ad oggi, e anche lui si unisce a tutto il cordoglio della nostra comunità. Abbiamo deciso insieme di indire il lutto cittadino il giorno in cui Lorena rientrerà a casa per l'ultimo saluto. Veramente io non ho parole, ho sentito alcuni parenti della famiglia e potete immaginare che cosa stia succedendo in queste ore, dove questa emergenza sta amplificando ancora di più le difficoltà e il dolore stesso. Stiamo cercando di fare il possibile per poter permettere alla famiglia o comunque ai familiari più intimi di poterla salutare. Cosa dire? Io veramente non ho parole e sono molto provata e molto triste oggi, perché veramente è straziante come una ragazza così giovane, così bella, così piena di vita abbia smesso di vivere, e soprattutto il dolore della famiglia, dei genitori, dei nonni e degli zii. Ci stringiamo veramente come comunità a questa famiglia e possiamo solo in questo momento pregare tanto affinché lo sconforto non offuschi le menti della famiglia 40. So che veramente è difficile, ogni parola può risultare superflua, quindi non voglio aggiungere altro se non di invitare tutta la comunità a pregare, perché purtroppo questa forzatura di rimanere a casa, ripeto, amplifica le difficoltà. Quindi preghiamo per questa famiglia e soprattutto per questa ragazza che non meritava così di finire il suo cammino in questa terra. Quindi il mio appello rimane sempre lo stesso: rimaniamo a casa, e oggi aggiungo di pregare per questa splendida ragazza, perché possa veramente riposare in pace. Voleva fare il medico, ma il suo sogno è stato spezzato dall'uomo che diceva di amarla. È morta strangolata ieri mattina in una casa di Furcisiculo Lorena 40, studentessa 27enne originaria di Favara. Ad ucciderla sarebbe stato il fidanzato Antonino De Pace, 28enne, originario di Vibo Valentia. I due da tempo vivevano nel piccolo comune della provincia messinese, dove il giovane lavora come infermiere. Lorena invece studiava all'Università di Messina e stava per completare gli studi. Era iscritta al 6º anno del corso di laurea in medicina e chirurgia. La sua passione per la medicina era evidente anche nelle foto pubblicate sul suo profilo Facebook. Nei post la 27enne veniva ritratta con la mascherina chirurgica sul volto durante le pause delle sue giornate di tirocinio in corsia. Tanti sono gli scatti con il suo fidanzato, che ieri mattina l'avrebbe uccisa spegnendo per sempre i suoi sogni. Il giovane, che si trova in stato di fermo, avrebbe confessato il delitto. Ancora da chiarire il movente. Il ragazzo avrebbe detto di aver portato a termine il suo gesto criminale in un momento di raptus scaturito dalla paura di aver subito dalla compagna il contagio del Covid-19. Il giovane, accusato di omicidio volontario, è stato condotto in carcere. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i carabinieri dicendo «l'ho uccisa». Aveva tentato di tagliarsi le vene dei polsi e il collo con un coltello. Quando sono arrivati i carabinieri, Lorena era già morta, mentre il fidanzato era ancora vivo. Portato in ospedale, è stato medicato, dimesso qualche ora dopo e sottoposto in stato di fermo. Agli inquirenti Antonino avrebbe confermato di aver ucciso la studentessa. Il delitto sarebbe stato consumato alle 4 del mattino, mentre la chiamata al centralino è arrivata intorno alle 8. Lorena si sarebbe laureata quest'anno con una tesi in pediatria. Il presidente della regione Nello Musumeci ha relazionato sulla gestione dell'emergenza coronavirus all'Assemblea regionale. I dettagli nel servizio. Desidero rivolgere un pensiero di gratitudine a tutti gli operatori della sanità siciliana, a tutte le professioni sanitarie, agli psicologi,
al personale amministrativo, alle forze dell'ordine, a tutti coloro che in questi primi 2 mesi hanno gettato il cuore oltre l'ostacolo. Quelli a cui siamo grati sono gli stessi professionisti che da troppo tempo lamentano la insufficiente dotazione. In Sicilia, come in ogni altra regione d'Italia, la regione non è stata a guardare, ma capiamo le condizioni di guerra in cui ci muoviamo. Nei giorni scorsi ho usato un'espressione volutamente forte. Non si può andare in guerra con la fionda. Siamo stati i primi ad avviare un censimento attraverso il sito dedicato siciliacoronavirus.it, al quale si sono iscritti ad oggi in 42.000, più di recente con l'applicazione che consente di monitorare chi è rientrato affinché possa segnalare anche il proprio stato di salute. Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere ai nostri concittadini qualche sacrificio aggiuntivo, la cui legittimità è stata ulteriormente ribadita dall'ultimo DPCM che consente alle regioni di adottare provvedimenti maggiormente contenitivi. Nessuno ha mai pensato di militarizzare la Sicilia, come erroneamente si è detto e anche in malafede. All'altra emergenza, che è quella economica, e che è arrivata in Sicilia nel suo picco ancora prima del picco dell'emergenza dell'epidemia, i cui effetti, i cui strascichi dovremo affrontare ancora per molto tempo e per diversi anni. Una congiuntura economica da guerra, della quale non conosciamo ancora la durata e i contorni. Un piano che il governo intende redigere col contributo di tutte le forze politiche di coalizione e di opposizione, con le organizzazioni sociali e con le organizzazioni di categoria. Appare pacifico che lo scenario economico sul quale sono stati costruiti i documenti contabili non esistono più, mentre la drammatica situazione nella quale versano cittadini, imprese, enti locali impone l'adozione di misure particolari. Abbiamo attivato alcuni primi interventi finanziari, ve li accenno, per il sostegno alle imprese, la moratoria sui mutui d'intesa con l'ABI Sicilia estesa a CRIAS, IRCAC e IRFIS. Si tratta di misure a legislazione invariata, che vanno accompagnate certo da interventi strutturali che solo l'approvazione del bilancio 2020 può assicurare, garantendo il pieno dispiegarsi della spesa pubblica regionale. Siamo convinti che assieme agli interventi del governo nazionale riusciremo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, mi auguro io, a poter far fronte a questa gravissima epidemia economica. Bonus 600 euro INPS, da oggi 1 aprile autonomi e partite IVA possono fare domanda per l'indennità da 600 euro per il coronavirus, ma il sito non funziona e le vecchie informazioni sono misteriosamente scomparse. Lello Casesa. Forse un pesce d'aprile, ma qualcosa non è andato per il verso giusto. Il sito dell'INPS infatti prima comunica che dal 1 aprile, cioè oggi, le domande per l'indennità da 600 euro che spettano agli autonomi come bonus di marzo per i mancati guadagni causati dall'epidemia saranno valutate in ordine cronologico, cioè chi prima arriva prima prende soldi. Subito dopo l'INPS nega il click day e cancella l'informativa pubblicata sul sito. In serata poi il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, chiarisce: non ci sarà alcun ordine cronologico e domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1 aprile, collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato. Si ribadisce dunque che non si tratta di un click day, le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1 aprile, così come spiegato nel comunicato stampa diffuso il 31 marzo dall'INPS, collegandosi al sito e cliccando direttamente sul banner. Un po' di confusione tra gli autonomi, cioè i liberi professionisti e collaboratori continuati e continuativi, visto che fino a qualche ora prima le indicazioni della stessa INPS erano ben diverse. Il sito dell'istituto, nelle sue istruzioni online, riportava per ogni categoria di lavoratore coinvolto la stessa
dizione. In ragione di quanto sopra, l'INPS riconosce l'indennità in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e le ragioni di quanto sopra sono proprio i limiti di spesa complessivi imposti dal decreto 18/2020 Cura Italia, limiti di spesa che obbligano di fatto l'INPS a stabilire un criterio di distribuzione dei 3 miliardi stanziati dal decreto del 17 marzo in grado di coprire 5 milioni di lavoratori. Lo stesso metodo ora sparito, almeno nella versione cronologica, cioè di chi prima presenta. Confusione a confusione. È morto a causa di un tumore fulminante all'età di 80 anni Angelo Arancio, primario per tanti anni del reparto di ortopedia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, stimato professionista e anche molto apprezzato sotto il profilo umano. Lascia la moglie Gina Curseri, attuale presidente dell'associazione Fidapa di Agrigento, e 3 figli. Alla famiglia le condoglianze degli editori e della redazione di TVA. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Continua il braccio di ferro tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese e il sindaco di Messina Cateno De Luca. Al centro del dibattito la gestione dell'emergenza coronavirus e in particolare la spinosa questione degli sbarchi in Sicilia attraverso lo stretto di Messina. Il primo cittadino peloritano ha deciso infatti che chiuderà ancora lo stretto. C'è il servizio. Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, annuncia il blocco dello stretto. Il primo cittadino peloritano, in questi giorni finito più volte alla ribalta delle cronache nazionali per le sue azioni eclatanti nel gestire l'emergenza coronavirus, ha annunciato che sabato prossimo, in assenza dell'introduzione del sistema di controllo proposto dal Comune di Messina e condiviso con Capitaneria di Porto e Autorità Portuale, i siciliani bloccheranno lo stretto di Messina. De Luca chiede maggiori controlli sullo stretto e sui social pubblica la foto della Renault 4 scattata nei giorni scorsi e diventata simbolo delle criticità nelle azioni di contenimento del coronavirus. L'auto, su cui viaggiavano degli artisti di strada francesi e arrivati in Sicilia, evidenzia De Luca, continua a girare per l'isola dopo che il 22 marzo scorso alle ore 22:30 ha abusivamente attraversato lo stretto di Messina. Dopo averle rese gratuite per medici, infermieri e operatori sanitari, il Consorzio Autostrade Siciliane, tramite le parole dell'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone, ha stabilito che durante questo periodo di coronavirus il pedaggio sarà annullato per tutti gli utenti. Vediamo. Autostrade gratis in Sicilia per l'emergenza coronavirus. La decisione del Consorzio Autostrade Siciliane è resa nota dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone. Il Consorzio Autostrade Siciliane, afferma Falcone, ha stabilito la sospensione totale del pedaggio per tutti gli utenti delle autostrade isolane. In una nota la Will Trasporti scrive: apprendiamo mezzo stampa che è stato disposto dall'assessore alle infrastrutture Marco Falcone e dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Autostrade Siciliane il libero transito a tutti i veicoli sulle autostrade A18, A20 per 15 giorni ulteriormente prorogabili. Il provvedimento adottato in occasione dell'emergenza Covid-19 dal Consiglio direttivo ci risulta sia il primo caso in Italia e prevede il libero transito gratuito di tutti i veicoli ancora circolanti nella rete gestita dall'ente concessionario in Sicilia. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL e l'ATA, unitamente a tutti i lavoratori del consorzio, non possono che condividere lo spirito solidaristico che anima l'iniziativa in questa grave fase emergenziale e in tal direzione sono già attivate procedure di sostegno economico e sottoscrizioni avviate da queste parti sociali a favore della protezione civile, ma al tempo stesso chiedono con forza garanzie per i 300 dipendenti dell'ente. Il provvedimento relativo alla sospensione di ogni pedaggio per 15 giorni su tutta la rete autostradale CAS, sebbene si accomuna nello spirito solidaristico che lo ha certo ispirato, rappresenta un mancato incasso di circa 1 milione di euro che verrà meno alle asfittiche casse dell'ente, il quale ha già accumulato notevoli ritardi nei pagamenti alle ditte appaltatrici affidatarie di lavori e servizi. Chiediamo formali garanzie per la normale erogazione degli stipendi ai circa 300 dipendenti CAS, continuano i sindacati, per i quali ad oggi non hanno ricevuto alcun piano organizzativo dai vertici del consorzio, richiesto in più occasioni, secondo quanto disposto dal protocollo nazionale del 14 marzo 2020 in merito alla gestione delle risorse durante l'emergenza Covid-19, e si avanzano forti perplessità sull'opportunità di lasciare in questo periodo
periodo letteralmente abbandonati i caselli, decisione che di certo non può essere considerata un'iniziativa finalizzata alla tutela della sicurezza dei lavoratori, per la quale erano necessari altri dispositivi di protezione. Pertanto si dica con chiarezza quali strumenti si vogliono mettere in campo per consentire ai tanti lavoratori l'astensione forzata dal servizio e la tutela dei diritti e del reddito nel rispetto delle disposizioni dei decreti legge emanati dal Governo nazionale. Il capo della polizia Franco Gabrielli aveva intimato l'ALT all'utilizzo dei droni sul territorio nazionale, bloccando di fatto anche il sindaco di Messina Cateno De Luca. Questo per problematiche di sicurezza, privacy e possibili interferenze con il traffico aereo. Adesso i droni sono stati sbloccati. C'è il servizio. Dopo il nostro accorato appello abbiamo ricevuto dalla prefettura la notifica della circolare ministeriale che di fatto sblocca l'utilizzo dei droni. Siamo soddisfatti perché così potremo riprendere il percorso interrotto il 26 marzo scorso, quando a seguito del semaforo verde da parte dell'ENAC c'è stato l'immediato stop alimentato dai dubbi sollevati dal capo della Polizia di Stato Gabrielli, che voleva seguire gli approfondimenti del caso. Da quella data eravamo fermi su tale fronte, nonostante i nostri test siano andati avanti. Lo afferma il sindaco di Messina, onorevole Cateno De Luca. La battaglia è stata vinta, i nostri droni potranno tornare a volare, conclude il primo cittadino. La nostra polizia municipale potrà dunque utilizzare i droni come strumento di rispetto delle misure di contrasto al Covid-19. Da adesso disporrò controlli a tappeto su tutto il territorio. Il dirigente scolastico dell'Istituto Martin Luther King di Favara lancia un videomessaggio ai suoi alunni. Vediamo. Essere vicino a voi in questo periodo di Covid-19 e di chiusura delle attività didattiche e di permanenza forzate nelle case, non farvi mancare nulla, darvi il nostro sostegno, e questo è il messaggio lanciato dal dirigente scolastico Salvatore Pirrera dell'Istituto Martin Luther King di Favara agli alunni del proprio plesso. Buongiorno ai miei alunni, buongiorno alle loro famiglie. Come vedete siamo a scuola, sono a scuola perché cerchiamo pur nell'emergenza di continuare le attività e cerchiamo anche di essere vicini a voi, di essere vicini alle vostre famiglie in questo periodo di Covid e quindi di chiusura delle attività didattiche e di permanenza forzata nelle nostre case. Io questa mattina mi sono sentito in dovere, anche perché sollecitato da molti di voi, dalle richieste che mi fate in privato su Facebook e con le chat, di farvi questo messaggio. La scuola è vicina a voi, i docenti sono vicini a voi, eppur a distanza ci stiamo organizzando per non farvi mancare il nostro supporto, per non farvi mancare la nostra presenza, i nostri consigli, i nostri suggerimenti. Come prima cosa appunto mi sento di ripetervi che dobbiamo continuare ad osservare le regole, a rimanere in casa, perché così facendo abbiamo la certezza che possiamo sconfiggere questo terribile virus e poter poi ritornare di nuovo a effettuare tutte le nostre normali attività. Il messaggio che vi voglio dare è quello di stare tranquilli. Noi ci siamo organizzati con la didattica a distanza, ci siamo riuniti in videoconferenza per rielaborare il nuovo piano dell'offerta formativa e quindi per rivedere gli obiettivi che avevamo stabilito all'inizio dell'anno, per far sì che questi obiettivi siano adesso più raggiungibili, perché così come ho detto ai docenti dobbiamo badare soprattutto all'aspetto della formazione, alla maturazione, alla formazione della persona, a come voi vi state organizzando, quali strategie state mettendo in campo adesso nelle vostre case per affrontare e risolvere i problemi, per studiare le tematiche che i docenti vi stanno
inviando. Per questo motivo vi sento di dire che dovete stare tranquilli, che dovete impegnarvi nell'attività, che dovete lasciare anche lo spazio per fare altre cose, per occuparvi di altre cose. I docenti si stanno raccordando per far sì, soprattutto nei consigli di classe, di non sovraccaricarvi di video, di non sovraccaricarvi di compiti da fare. E a tal proposito vi dico che la scuola sta mettendo a vostra disposizione dei tablet che vi forniremo in comodato di uso, e quindi chi ne ha necessità può mettersi in contatto con la scuola tramite mail, concorda l'appuntamento e viene a ritirare il tablet per il proprio figlio. Come vedete siamo qui. Siamo presenti, siamo vicini a voi. Se avete bisogno non esitate a contattarci, e speriamo comunque di superare questo grave momento di crisi, e speriamo quindi di rivederci tutti assieme per poter continuare le nostre normali attività. Io penso che se continuiamo così ce la faremo, riusciremo a vincere, riusciremo a ritornare a stare assieme. Quindi un abbraccio a tutti, un abbraccio virtuale. A presto. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla, come sempre, c'è un video che abbiamo scelto per voi. A presto. Darti un consiglio d'amico. Resta a casa ti prego, oggi abbiamo un nemico. Rimanere tranquillo, non ti costa poi tanto, e anche chi ti sta accanto ne beneficerà. Sono chiusi i locali, i negozi e le chiese. Sono giorni pesanti per il nostro paese. Non manca il coraggio e i precetti seguiamo. Ma se vincer vogliamo, devi farlo anche tu. Noi ce la faremo, è una sfida da vivere, con la voglia di vincere, e l'Italia nel cuore. Noi ce la faremo, dove nessuno abbracciamoci, italiani sentiamoci, e vittoria sarà. A chi sta in prima linea e combatte col cuore, fa del nostro pensiero ed il nostro calore. E a chi ha perso qualcuno ci stringiamo più forte, ma nemmeno la morte scoraggiarci dovrà. Noi ce la faremo, è una sfida da vivere, con la voglia di vincere, e l'Italia nel cuore. Noi ce la faremo, con la voglia di esistere, e l'unità di resistere, e vittoria sarà. Noi ce la faremo, è una sfida da vivere, con la voglia di vincere, e l'Italia nel cuore. Noi ce la faremo, non nessuno pensiamoci, italiani sentiamoci, e vittoria sarà. Non ce la faremo.